Mantova, Hotel Casapoli. Interno giorno, ma fa giorno da poco, è l'alba. Super Pippo, per avere i superpoteri, mangiava una nocciolina. Qualche ciclista in effetti si dopa. Un cicloturista in partenza da Mantova per uno slow tour mangia un boccone di torta sbrisolona. Tipica del luogo, buonissima, ruvida magari un pochino come gli abitanti del luogo, ma alla fine tenerissimi, accoglienti, dolci. L'energia di riserva. Buongiorno, buongiorno. Ma posso con la bicicletta? Oh, grazie. Oh, ma si passa da una nave all'altra. Certamente, come sul Nilo. È vero, lo confermo. L'ho fatta la crociera sul Nilo. Tutte le navi una di fianco all'altra. Ma la flotta Andes quante navi è? 4 navi, 3 sui laghi bassi, il lago di mezzo e il lago inferiore, e uno sul lago superiore, fra i fior di loto. Che rotta facciamo allora stamattina? Mantova-Revere, per raggiungere il palazzo di Revere, che era la casa di vacanza dei Gonzaga. Questo che stiamo navigando è il lago di mezzo di Mantova, uno dei 3 laghi che circondano la città dei Gonzaga. Ricapitolando, per chi non lo sapesse, allora il Mincio crea attorno a Mantova 3 laghi, lago superiore, di mezzo e inferiore. Qui siamo sul lago di mezzo. Siamo passati sotto al ponte di San Giorgio e quello è il castello di San Giorgio. Dietro al castello il Palazzo Ducale. Riesci a inquadrare là in fondo, dietro a tutta quella vegetazione che in realtà sono castagne di lago, dette trigui, là c'è il famoso Bus del Gat, che tradotto letteralmente sarebbe buco del gatto. Espressione forse scurrile, ma sicuramente mitologica, nel senso che là, secondo la tradizione, si è rifugiata Manto, la figlia di Tiresia, che sempre secondo la tradizione avrebbe fondato Manto. Giuliano, quello lì è il Porto Catena. Questo è Porto Catena di Mantova, l'antico porto commerciale, ma ancora funzionante perché è diventato un porto turistico per gli ospiti che giungono via d'acqua nella nostra città. Adesso qui comincia la navigazione nel Mincio. Andiamo giù, verso il Po. Diceva Giuliano, questa è la Vallazza, è una zona protetta perché ci sono un sacco di uccelli. Siamo partiti da poco da Mantova e siamo già arrivati a Pietole, l'antica Andes che ha dato i natali a Publio Virgilio Marone. Virgilio, quello proprio delle Georgiche, dell'Eneide, lui. E poi mi dicevi che ha scritto anche un'ode alla zanzara. Culex, un pastore si addormenta qui sulle rive del Mincio, un serpente sta per pungerlo, una zanzara se ne accorge e a questo punto lo punge lei su un occhio in modo da svegliarlo, da dire pericolo, pericolo. Il pastore naturalmente spatacca la zanzara, però si accorge del serpente e lo uccide.
Di notte la zanzara Dandà gli apparve in sogno e si lamentò per il trattamento subito, certamente, certo. ma soprattutto si lamentò per il fatto che, non avendo avuto la degna sepoltura riservata agli eroi che morivano in battaglia o quanti davano loro vita per salvare gli altri, ella vagava con grande dolore, con grande tribolazione nella palude Stigia. E qua di palude ce n'è, che la Stigia ci fa proprio un baffo. Ecco. Peccato che i discendenti della zanzara Culex non lasciano in pace gli umani, ma solo in certi orari, dai. Solo in certi orari, solo in certi orari. Alba e al calar tramonto. della sera, Ma sì, ma no, certo. neanche all'alba, al calar della sera. No, anche all'alba, Anche all'alba. Al Però calar- dai, quale, ma vedi- mai in navigazione. No, in navigazione mai, ma soprattutto qui sulla motonave non s'azzardano. Ah no. 10 minuti a governolo. Giuliano, qui stiamo arrivando a Governolo. Il paesino di 2500 abitanti, qui la confluenza del fiume Mincio col Po, dove Alberto Pitentino, il grande ingegnere di idraulica a Bergamasco, mise la seconda ed ultima delle dighe per governare le acque del fiume Mincio. Probabilmente il nome di governo deriva da questo, no? Sbarchiamo a Governolo. Ecco fatto. È sufficiente? No. Ah, eccoti qua. Ciao! Lei è Giulia, come Giulia Gonzaga, la dama più bella del Rinascimento. Ascolta, dove sono i monumenti idraulici? Sono lì avanti, Sì. sulla destra. Ma compagni? Certo. Vuoi venire su? Volentieri, grazie. Andiamo. Giulia, cos'è questa targa qua? Questa targa risale al periodo gonzaghesco, infatti vediamo il nome di Ferdinando Gonzaga e parla dell'opera di ripristino, di restauro comunque del manufatto. I Gonzaga, sempre impegnati sulla terra, sulle acque. Di qua si passava, si pagava il dazio e si accedeva al fiume per poi arrivare a Mantova e i Gonzaga controllavano tutto il territorio. Andiamo a vedere perché Andiamo a a me le vedere. opere di archeologia industriale, soprattutto idraulica, mi piacciono. Mantova ha sempre avuto un rapporto di amore e odio con l'acqua del Mincio, che è stato continuamente deviato, bloccato, bonificato. Sono paratoie enormi, Giulia. È vero, infatti da qua gli operai dovevano operare in team di anche 10-20 uomini per contrastare la corrente del fiume Mincio. Il primo fu Alberto Pitentino, che nel 1200 con le sue opere idrauliche ha inventato i laghi di Mantova e qui ha reso navigabile il fiume fino al Po. Poi alla fine del Cinquecento ci pensa Gabriele Bertazzolo. Gabriele Bertazzolo era stato chiamato da Vincenzo Gonzaga per poter comunque operare e costruire il manufatto per permettere alle imbarcazioni di passare agevolmente, quindi agevolò i traffici commerciali e agevolò anche la via d'acqua. Guarda che dinastie, il Pitentino, il Bertazzolo. Tra l'altro il mio babbo ha fatto il geometra al Pitentino, io ho fatto le medie al Bertazzolo, mai saputo chi fossero, adesso lo imparo. Gli studenti mantovani devono moltissimo a questi antenati e invece tutto l'apparato moderno è quello che adesso passiamo con la motonave. Esatto, esatto. Andiamo a vedere allora adesso come funziona. Stiamo entrando qui nella chiusa. Il Po è più basso, oggi mi dicono di circa 4 metri. Dobbiamo portarci a livello del Po. Hanno chiuso le paratoie a poppa, adesso tra un po' aprono a prua, scendiamo, ci portiamo a livello del Po e proseguiamo. Come a Panama, tale quale. Salutiamo Governolo che ha visto un sacco di storia. Qui pare che Attila sia stato fermato da Papa Leone, qui pare che Giovanni dalle Bande Nere sia stato ferito e poi ne morirà, come raccontano appunto nel film Il mestiere delle armi. Poi Mameli, poi Nobixio. È un posto
un posto speciale perché è collocato in un luogo speciale. Andiamo. Ecco, questo è il punto. Qui l'acqua verde del Mincio si mescola all'acqua gialla color sabbia del Po. Qui io scendo e proseguo in bicicletta. Oh, Dio. Eccoci qua, Grazie, pronti. perfetto. Prego, buona pedalata. Servizio completo. Allora hai detto l'argine, sempre dritto. Sempre a destra di sempre dritto, arrivi fino a Ostiglia e arriva. Ciao, grazie mille. Ciao Patrizio. Ciao. Ciao, Ciao, grazie. Grazie a voi. Pedalare lungo il Po è così. Tu stai sull'argine. In questo caso a destra ho il fiume, a sinistra tutti i paesini. Oppalà, buongiorno. Buongiorno, benvenuti a Revere nel nostro mulino natante. Com'è là? Stai avviando una pala. Ti faccio vedere Partiamo? come gira con la corrente, ma la corrente adesso non c'è e allora ci penso io a farlo girare. Adesso il viaggio. Yahoo! La nostra pala fuori fa girare le nostre macchine. Bello, bello! Ma scusa, magari fermano un attimo che fa un rumore pazzesco. Ma ce n'erano dei mulini come questi nella tradizione? Ce n'erano più di 200 sul Po. È stata l'ossatura dell'economia agricola per 1000 anni, dall'anno 1000 fino a dopo la prima guerra mondiale. Senti, il concetto di un museo del Po, di ricostruire com'era la vita sul Po, cos'è? Uno scopo didattico, per l'identità, per la memoria? Uno è uno scopo didattico perché i nostri ragazzi, le nostre generazioni future, senza sapere com'erano le proprie radici, com'era il proprio passato, non potranno costruire il loro futuro. E questo mulino galleggiante fa parte di un museo del Po che l'entusiasmo dei miei amici di Revere sta mettendo insieme all'interno del famoso Palazzo Ducale. Nel 1125 la torre e il Palazzo Ducale era la fortezza dei reggiani modenesi. Poi nel 1450 Ludovico II si fa una delle sue residenze estive, qua a Revere. Capisco tutto meno il discorso residenza estiva, perché a Revere d'estate c'è un caldone che non si resiste. Sì, è vero, però i Gonzaga a suo tempo avevano, al di là della residenza estiva, avevano un problema di tenere gli ospiti graditissimi ma in quarantena, perché c'era il problema delle pesti, delle malattie, e quindi tenevano gli ospiti qui prima di portarli a Palazzo Ducale a Mantova. Ma guarda, i Gonzaga ne avevano sempre una nuova, una fresca. Puoi venire qui a vedere la nostra facciata fatta da Luca Fancelli. La cosa importante che ha fatto la prospettiva. Ha giocato con le finestre, guarda bene. Le finestre, quelli del portale, le altre sono vicine, le altre sono più lontane e altre più lontane ancora. Tu quando arrivi da in fondo là, guardi il palazzo, sembra più largo di quello che è. Ma dai, guardano bene, caro, che trucco. Siamo nel 1450. Camini veneziani. Infatti i camini sono bellissimi. E la cosa più importante del Palazzo Ducale è il portale. È bello. Perché il portale l'ha fatto lui, Luca Fancelli, perché allora gli architetti prima erano l'APC di scultori, poi diventavano architetti. Ah, l'ha fatto proprio lui? Ha fatto lui e siamo sicuri perché ha fatto quasi 200 lettere a Ludovico, tutti i lavori che faceva le lettere. 200 lettere, cioè voleva l'acconto secondo me. Sì, precisamente il tirava mai skate. Ah, ecco. E non tirava mai i soldi.
mi stava spiegando allora le date fondamentali. 1100 i Reggiani Modenesi, 1100 Reggiani Modenesi, Fortezza, 1400 i Gonzaga, ma poi nel 700 1700 arrivano gli austriaci. Gli austriaci nella torre fanno le prigioni e nel Palazzo Ducale fanno una caserma. E poi abbiamo nel sottotetto l'aula didattica dove i bambini arrivano alle scuole e fanno le barche e il pane. Il pane, ecco, volevo parlare del pane. Avete un sacco di cose a Revere. Avete anche un ristorantino buono? Allora, il nostro paese ha ristoranti meravigliosi dappertutto. Va bene. Sono fantastici. Allora, perdonami, io ho visto, sono proprio, come dire, emozionato, ma anche un po' affaticato. Vieni, siamo quasi arrivati. Questo è un costruendo, erigendo, terminando Museo del Po. Deve essere inaugurato a giorni, quindi speriamo al più presto, diciamo. E quella lì? Questo è uno storione, è piccolo. Ah, una storione. E sono fatti così gli storioni? Sono fatti così. Dovevo venire al Museo del Po di Revere per vedere uno storione. Questa è una gabarra e questa era una barca tradizionale mantovana, è giusto? Precisamente. L'affresco che vediamo qua Senti, c'era ma anche dall'altra parte. Sì. E hanno fatto qui, guarda, ma questo ascolta, tetto qua. Ma a proposito di affresco, fresco. Sì. C'è un caldo, ma avete anche dei ristoranti qua o no? Abbiamo dei ristoranti meravigliosi. Ma allora, ma portami ai ristoranti un certo, attimo, ma è andiamo. bellissimo, ma Si qui, mangia bene, quando lo si inaugurate beve bene. vengo, ma adesso io... Cosa è successo? È saltato via un po'. Va bene, è venuto io un pezzo perché il restauro è ancora da terminare. È ancora da terminare. Però va bene, è bellissimo. Insomma, un orologino di 122 anni. Questa è la nostra aula didattica. Ah, che cioè- i bambini arrivano, visitano il mulino natante, il museo del Po, poi al pomeriggio arrivano qua sopra, fanno le barche e fanno il pane. E fanno la merenda. E fanno anche Ma la se i bambini fanno la ma merenda, guarda, io no, anche non te. ho diritto. Li avete dei ristoranti qui a Revere o no? No, così ne abbiamo 4-5, sono i migliori della provincia di Mantova. Allora, Ho capito, il ristorante me lo devo trovare da solo. oh, i tortelli di zucca conditi con burro e salvia, mi sono venuto apposta praticamente, era l'obiettivo che volevo e me lo regalano all'ultima tappa. Oh, scusa Gianni, adesso dovremmo fare un piccolo intervento enciclopedico, la fenomenologia del tortello di zucca. Allora, dentro cosa ci hai messo? Cerca proprio di scandalizzare tutti quelli che, non essendo mantovani, non sopportano il dolce e salato assieme. Beh, qui zucca, mostarda, noce moscata, formaggio Amaretti no? e amaretti. Ecco, qui ci sono chiusi appunto un po' all'emiliana, sembrano tortelloni, a Mantova città invece li chiudono i rettangolari. Voi direte, non lo so, e in effetti non è una cosa, però d'altra parte gli antropologi vanno sulle Ande e dicono quella tribù lì con quel colore, quella tribù con quell'altro. Noi qui le tribù le riconosciamo da come si chiudono i tortelli. Che bontà! Questo è un tortello di zucca in un sugo di pomodoro. È buono, ma non lo posso dire forte perché se mi sente un Gonzaga di Mantova si arrabbia. Questa qua è una roba dei Gonzaga di Sabbioneta. Dovete sapere che la variabilità anche gastronomica della provincia di Mantova è altissima, bastano pochi chilometri per distruggere alcune tradizioni e reinterpretarle in un altro modo. Il tortello di zucca per i mantovani è assolutamente con burro e salvia, invece da queste parti ci mettono il sugo di pomodoro. È scandaloso in realtà, però è buono uguale. La provincia di Mantova è un agglomerato di identità diverse, scandite da diverse tradizioni gastronomiche, accomunate però da alcuni prodotti tipici. Gianni, se proprio dovevi fare un catalogo generale del prodotto tipico, ci manca questa. No, eccola, la zucca marinata. Aceto, vino bianco, zucchero, cannella e bucce d'arancia. Il salame mantovano, naturalmente, senti che profumo. La caratteristica del salame mantovano. Noi mettiamo l'aglio. Mantova, terra, anzi acqua, di risaie. Mi fai ripassare la ricetta del risotto al puntel? Allora,
A parte si fa cucinare la salsiccia che è condita con l'aglio e il pepe. Ha detto salsiccia perché ha voluto Salsiccia parlare mantovana, forbito. ma è pesto. Si dice salamella. Salamella. Vabbè, come facciamo soffriggere E poi si lascia da parte, intanto si cucina il riso per 9-10 minuti. E dopo? Poi si toglie dal fuoco. Si mette uno Uno strofinaccio. Il coperchio si fa tutto una specie impacco. di impacco e riposa per altri 7 minuti. E dopo? E dopo si condisce col pesto con la salamella precedentemente scaldata e dopo si... Allora, quella lì, ecco, la forma è tutto. La forma. Il risotto menato vuol dire che è all'onda. Nel piatto si deve muovere, deve essere un'onda. Ma oltre a maiali e salamelle anche un pesce che viene da lontano. Allora si fa insaporire il burro, l'olio d'oliva con la salvia, l'aglio e il prezzemolo e poi viene fatto cuocere il baccalà all'interno con il limone e dopo noi lo abbiamo elaborato un pochettino con i fagioli cannellini, facciamo un accompagno con una bruschetta. E come contorno? Foglie di salvia fresche, panate con uovo sbattuto e pane grattugiato. Per finire il piatto una grattugiata di pepe, baccalà alla mantovana. E poi la frutta. È incredibile, cioè è proprio... È dolcissima, di una dolcezza pazzesca. Di la verità che si mangia col cucchiaio e un pezzo di pane. Sarebbe il massimo. E poi la frutta servita come dolce. Si chiama chulipada, che sembra messicano, in realtà è dialetto mantovano. È una specie di stracotto di albicocche, se possiamo dire così. Da un certo punto di vista è una conserva, una marmellata fresca. E poi il dolce dolce. Torta di rose, diciamo a base di burro naturalmente, con una crema alla vaniglia, mentre la rosa sono pasta lievitata. Cioè la rosa è la forma. Quindi è la forma. Bresciani, però Dimmi allora pure. prima che io cominci a mangiare, Sì. cosa si beve con una roba così? Suggerirei un lambrusco spumante rosé. E dulcis in fundo? Un boccone di torta sbrisolona. Tipica del luogo, buonissima, ruvida magari un pochino come gli abitanti del luogo, ma alla fine tenerissimi, accoglienti, dolci.